Buongiorno Silvia, tu avevi 2 anni quando è nato tuo fratello Alessandro, che ha una grave disabilità e che tuttora è seguito dall'Hospice Pediatrico di Padova. E su questa cosa hai costruito la tesi di laurea, a che titolo? Che come titolo ha il coinvolgimento appunto ai siblings, che sono per la letteratura medica fratelli di ragazzi con disabilità e con patologie inguaribili. E che E problemi hanno? questi siblings molto spesso manifestano disagio nell'approccio alla malattia del fratello, soffrono e esprimono questa loro sofferenza tramite gesti, ma anche tramite dei comportamenti da loro messi in atto per attirare l'attenzione. Quindi lo scopo di questa tesi era di cercare degli interventi che andassero ad ovviare a questi problemi e a supportarli nella comprensione della malattia, così che anche loro soffrissero meno. Tu ti sei laureata in infermieristica, mi vuoi raccontare la tua storia con Alessandro? Alessandra è nata appunto quando io avevo 2 anni, ora ne ho 27. Io ho vissuto il bello e il brutto, per modo di dire, della malattia di mio fratello, nel senso che comunque sono stata spesso da sola, perché i miei dovevano scappare letteralmente in ospedale a qualsiasi ora del giorno e della notte. Al termine delle scuole superiori ho cercato di allontanarmi da questo mondo appunto fatto di sofferenza, ma poi fatto anche di molta gioia, e iscrivendomi a una facoltà che non c'entrava assolutamente con l'ambito sanitario, mi ero iscritta a lingue orientali, che però ho successivamente abbandonato perché ho in qualche modo, diciamo, sentito il richiamo di quest'ambito e ho deciso appunto successivamente di iscrivermi in infermieristica. Che cosa ti ha insegnato l'esperienza con Alessandro? Soprattutto un approccio diverso in quello che sarà il mio lavoro, nel senso che nell'approccio col prossimo cerco sempre di metterci quel qualcosa in più a livello emotivo. Il mio scopo è quello di essere d'aiuto sia ad altri ragazzi come me che hanno vissuto questa esperienza e che la vivranno in futuro, ma poi ecco, in generale a tutte le persone con problemi di salute che hanno bisogno di noi. Fra qualche anno ti vedi inserita in strutture che hanno bisogno di persone come te? Sì, il mio desiderio sarebbe quello di poter impiegare in modo pratico la mia esperienza di vita, magari proprio per lavorare in ambito di cure palliative e poter dare il mio supporto ad altre persone come me. Grazie Silvia, buongiorno Mattino. Grazie a te.